E ne apriamo una volta. Ma va, frate. Si pronto, Ernè? Guardandoci da dolce e dici ma che per sempre. Perché si ma passano qua non te ne senti. Si diceva che le cose erano per te, no per me, ma che tenga per te. Ti ricordo quando ti guardavo tutti i giorni, quando scendevi e mi mettevo scuola. I sorsi di che stai cunato, perché io non te l'ho inventato. Ormai non va niente, quando ricevere per sempre. S'amore non arriva senza, era sulla parete, sulla parete. Ne, fallo un po' più convinto. Aspetta, oggi faccio roba, già modificare pure varie cose in tuo test. A me pareva buono, Aglio. Pure per me sono buono. Wow, Aglio, ma che avete combinato? Ci hanno fatto tutti i figli e bucchino di Vaglione Salvatore. E perché? E ci hanno viste vendere, ci hanno buffate mazzate. Ma perché ero Steven Vennene? Mezzo belline. E beh, che sono fotta, se giorna sono. Tu scemo sta scassando cazzo. Ma ok, che problema abbiamo? Rosa, fa una cosa, piglio mezzo accompagno, mi ci fa a parlare con questo scemo. Ah, capito, tu. Dai, ci mettere in culo. Si scemo si sanno atteggiare solo che mi accusa. Si ci va a parlare, le vagliava solo una capata a mucca. Oh, già, ma pisce da sotto. Allora, Ho pulito rasi. Lo vado avanti, ma parla con Salvatore. oggi ma prima per qui sì. Oh, vero fai, oh, e se teneva la pistola ma mettevo in da fissa? E siamo tutti acqua a forcello. Oro, accompagnassi due veri? Ehi, e a che devo l'onore? Annarella cinese e Rosetta acuto la casa mia. Se era Rosetta Cutolo, io vado a povero, non veniva da te. Perciò rindallarga. E mo che volete a qua? Io faccio impressa che tenga che fa. Ma manco non teniamo tempo a perdere. In una cosa ti voglio chiedere, ma perché mi hanno andato a battere i compagni nostri? Va già avvisato più una volta. Ma mangio tutto cazzo e l'hai fatto battere. Sa qualche problema? La prossima volta vi mando in ospedale. Ma qual è il tuo problema? Stiamo venendo a mezzo bellino, no a forcello. E non mi risulta con bellino e zona tua. Capo non ci dice niente chi comanda a zona, ci volessero un puro cazzo tu. Voi siete gente di Furcello. E se volete vendere, ad vendere la roba mia. Totò, noi non vogliamo stare sotto a nessuno. O giorno che vogliamo fare malavitoso ci organizziamo noi una paranza. Basta che ci accattiamo le pistole e ci piamo la zona tra nostri. Andiamo un giornale. E se ne servono varie vaglione sa mia polacca. Per non c'è bisogno, già teniamo i compagni nostri. A Bib, Jenny, o Iatto, o Fringuello, mo ci stiamo a mettere a paura. Per il momento ancora no. Se non vi conoscesse la peccerilla, mo sapete che sa fa. Cioè, vi stiamo a accattare un gelato. E come si trova? Andiamo un giornale. Ora, levate un suo cazzo. Si tenesse per palle istituire, come andassimo a Napoli. Oggi non è più una malavita una volta. Stanno tu a giungere mi sarei. Infatti, la capissi voglio non è buono, non tiene né regola e né rispetto. Voglio sta una scena cascerata un uovo neanche se cutuliano. Chi se mai esce, ne ci rompono cazzo. Ma Pasqua, stai parlando di gente che tiene minimo 60 anni. Avranno dei vecchi che non contano nessuno cazzo. Che non contano un cazzo, sono d'accordo con te. Ma non è una cosa che mi ha pigliato alla leggera. Ma la mano stai buono. E se che stai facendo come hanno già a Napoli, non è una pazzella ci piace sta città. Come si fa? È gente che hanno sempre fatto malavita. E la sapano fa. 40 anni fa, noi tempo sul cognato. E poi questi che stanno nascendo mo, erano tu anni usciti 18 anni quando si chiudono in galera. Tomano valanza. Se vivono un sistema solamente per gli affari rapini, omicidi e estorsioni. Fosse bello. Ci pigliassimo una volta Napoli, ce la pigliamo con cazzo. Mo stiamo a scendere carcerati. Non tenim arma, non tenim uomo, non tenim soldi. A due ci rappresentiamo.
Non so tu, ma quando stiamo carcerati, pensavo alla vita nostra come fosse stata una volta asciutta. 40 anni non passano mai. E pensa che ti una vinta a quattro mura, ti metti e pensi alla ragione, la vita che ti resta a campare. E mo così mi asciutta, mi sono reso conto, fallì, un balimmo in cazzo. E allora penso, che faccio? A 60 anni, mi metto la mano sotto il braccio e vado a faticare. Non è per me. La guaglione ha già scelto la malavita e per questa scelta ho cittato 40 anni nella vita mia e mo è venuto il momento di mi riscattare. Sì, ma chi si chiama chi esce? Se morrono di fame. Ascama ti stai mettendo paura. Sicuramente parecchi loro si mettono la campanella sotto il braccio e si vanno a faticare. A due sono usciti 3 loro, ti volessi fare vedere. Ma anche creature si mettono a paura. Stanno la mattina a sera in due scolette insieme ai pensionati. Ma ci sta sempre qualcuno che pensa che tu si mettere in mezzo. Ma si casa, siete a me, meglio che facciamo pulizia in loco. Ciru, pure io commetti la città di una vita sana. Ma mo ci mi rendere conto che ci mi fatto viaggio. Ormai non tenim né più la forza e né i soldi per continuare. E hai ragione, non tenim più la forza, ma tenim il cervello, l'esperienza. E se unissimo tutti i guaglioni una volta, facessimo una bella organizzazione, ce la potessimo pigliare sta città. Troppo bello quello che stai dicendo tu. Però per fare un'organizzazione ci vogliono i soldi. E noi ne potremmo recuperare e a rapire. Fra pochi mesi esce Maria carcerata. Chi Maria? Maria Contessa. È perché Maria stessa meglio di noi. È rimasta vera e il resto sta facendo 15 anni di carcere. La Maria per noi rappresenta un simbolo che la figlia di Abbonano Dottor Mastino. E se si mettesse tutti i guaglioni si mettono con una volta e non si ha mai. Abbiamo una manovra come Peppa. Teniamo tutto quello che ci serve. Arma, ma che ci ritiriamo? Organizza una batteria per fare pochi pulizia. A così ci tranquillizziamo tutto quanto. Se tu dormo con mano, io già venetta già sparato. Pure se questa è una cosa che non voglio fare. Lo sai, siamo cresciuti a te a pizzeria. Preoccupo, Baro. Credono che sta una cosa non può succedere. Che hanno pochi tempo che all'euro stiamo solo a fumare, non venniamo. Ya, Abi, mi siete figli di bocchina, lo bene. Se ne vuole cagne te, lo sai, Roma troppo. Abi, ciao, te, non ci rompo lo cazzo. Hai preparato la stanza della signora? Sì, l'ho già preparato pure il bagno. Fammi una cortesia, chiama pure Guaglione. L'ho già chiamata, stanno scendendo. You know it would be amazing to live with our mother finally free. Yes, sir. From now on, we don't have to split up anymore. I don't want to be apart anymore. The time to be a family has come. Let's go. Prego, signora Maria. Mamma. Come ti sei fatta bella, mamma. Isabella. Mamma, ben tornata a casa. Come siete bella. Veramente sei una donna libera. 15 anni sono stati troppi e io tutte le notti sognavo questo momento di vedervi
Teresa mi ha detto tutto perché è come una sorella per me. Mamma non ci ha mai lasciato più. Mai. Eppure sì, Teresa mi ha cresciuta. Io sapevo tutto, ma non è bastato. Ci siamo persi troppi giorni. Mamma non ci ha mai lasciato più. Mai. Mai. Ma mi sono felice oggi. Teresa. Maria, prepara qualcosa di fresco. Teresa. Zabasz. Ma fa foto a chi là. Ma giù, rilassate, mamma sta calma. Posso? Non lo può. Ok, state cosa. C'era, portami in questa borsa. Per me è un onore stare settata a tavolo con voi oggi, anche se questo è il posto dove sedeva mio padre. Marito con noi rappresenta padre e tuo padre per noi è un simbolo della famiglia e l'unione, la forza. La forza, Ciro. Quando eravamo a Iona, ma potremmo fare sulla fratellanza, ci siamo fatti picchiarella. Forse dopo tanti anni ci abbiamo scordato come si fa, ma grazie agli insegnamenti di tuo padre, oggi potremmo mettere in piedi una nuova organizzazione. E volimmo a te a capotavolo. I paranzi oggi sono pericolosi. Un mese passato hanno ucciso i 3 loro che sono asciugati carcerati. Inizia si mettono paura che ci mettiamo una cosa insieme. Ognuno è noi, è un morto che cammina. A un momento nato stiamo a rischio di essere sparati. O lasciamo Napoli, o ci facciamo forte. Mio padre mi ha insegnato che non bisogna mai arrendersi. Quando stavo carcerata mi volevano mettere sotto, ma con l'aiuto di 2 femmine, pure là, mi sono guadagnata una posizione di rispetto. Fratomo non mi ha fatto mancare mai niente, ha già fatto la vita di una signora. Ha provveduto ai studi delle figlie mie e oggi fosse contento di aver accettato posto di nostro padre. Maria, se il frate Peppe ci resta una mano, fosse tutta un'altra cosa. È buono, fratello Peppe. Piano sta macchina. A quanto tempo faticato con Peppe? Stiamo con Peppe, a quando eravamo creature. Volete bere qualcosa, un tachino o preferite che champagne? Voglio si pollini, ma fa su dai.
Azzeccato, vai. Camarero, hai algo da tomare? Come è stato viaggio? E tu che c'ho ti dico no, io sto benedico. Per me sono state come la mia famiglia. Per 15 anni abbiamo condiviso la stanza e tutte le nostre emozioni. Anna, una donna saggia, ha una parola buona per tutte. La chiamano papessa. Invece Chiara la chiamano Yanara. Che significa Yanara? Le Ianare erano le streghe di Benevento. Signora Maria, è arrivata l'auto nel viale. Sono arrivate, vado ad accoglierle. Andiamo. Credo che mi piaceranno. Non so se mi piaceranno. Erano comunque delle detenute. Non ti dimenticare che anche nostra madre lo era. Maria, fatta abbracciare Maria, non potevi più, sto mese, non passava mai Maria. Ma questa non è una casa, questo è un castello. Ma ci Fatto hanno goduto solo la libertà. La libertà Maria, finalmente. Finalmente. La libertà. Venite con me, amico Giardino, faccio conoscere Guagliuna e Teresa, che come voi è una sorella. Andiamo Maria, andiamo. Felicità. Mi sono contenta. Andiamo. Grazie. Oh, mettene pochi vini. Dammene poco a me. Ti vogliono bene. Buonasera. Buonasera, che piace. Aiuto a friggere un bagno mio a mangiare le cozze e a bere un bello bicchiere di vino. Piacere, un po' lì. Oggi scusate, la città è 7 anni. Bubu, che ti ho messo di bicchiere puliti, oh, mettene pochi vini. Non fuori, guardate che bella cozza. Oggi è come è stata qua. Ho una grande occasione per voi. Oggi che si tratta? Il nostro amico fraterno ha bisogno di uomini di fiducia e guaglioni che palle. E oggi mi sarà buccia. E penso che sta da tavola giusto. Già la vita oggi. Sempre. Buonasera. Uno frate. Ah, bello. Buonasera. Buona pizza. Andiamo. Ciao, grazie. Ciao, bene. Oh frate, a posto? Stai tranquillo. Ah, silenzio. Oh, buonasera. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Marocco. Voglio fuori!
Aglio, l'unica cosa che sta a fare è ci trovare una casa fuori quartiere. A così tu non ci scassi più cazzo. E poi spostiamo studio a un'altra parte. Ma il problema non è a dove vendiamo a dove spostiamo. Voglio hai detto che se mi furcelle siamo a vendere la mappa a due. Beh, che c'entra? Allora insomma i fucili lo posso vendere. No, perché da fai con noi? Aglio, qui si sta facendo il possibile per ci mettere sotto ice. Che ha capito che siamo forti. E teniamo un bello giro. Noi fossimo così strunzi con bello giro, ci volessimo essere. E infatti ce l'ha gitta. Se volevamo fare la vita, ci facevamo una paranza tra nostra. Wow, ma sei forte, Rosé. Andare, ma ti sei asciutta carcerata. Sì, è asciutto. Beh, non può venire a fare un briccio cazzato d'oro. Ci avessi a parlare, ma che le mostri casa di Maria Contessa? E chi è Maria Contessa? Quando sei a Maria Contessa. La sei la villa che sta a passare lo scudello. Ma che la villa sta sempre chiusa? Perché la Contessa è stata carcerata. L'ha fatto 15 anni. Lo sai, frate? Come? Sai io, frate? Peppo Leone. Papà ci sembra che sotto è quella lista quando ero guaglione. Grande criminale. Tenete a mente che li sorte che ne conto. E pesa. Di me, no già. E chi è? Scarface? Una specie. Però non sto a Napoli. Vivo in Messico. Quando anni sono passati e tu sei sempre la stessa. Hai girato il mondo, ma bello come te non l'hai mai incontrato. Eppure poi da notte solo rindolietto, chiudevo lui che stava accanto a te, quando la gente ti fa innamorare. E quando ancora ti hai pigliato, a due rimane la canzone è morta, ho passi preta ci hai lasciato correre. E stanotte sono tornato a nuovo pigliare. Mio padre vi ha scelto e ci ha reso fratelli. Mi ricordo che va trovata uno a uno. E ogni volta che trovava uno buio, dicevo questo è uno che parla, tu sarai mio figlio. E a così siamo diventati tutti fratelli, una sola famiglia. Poi le circostanze ci hanno tenuto lontano per tanti anni. Però come diceva mio padre, quando la famiglia è forte e unita, torna sempre alla casa del padre. E dopo 40 anni state tutti quanti canati a voto. E stasera sono contento, sono felice. Perché avete scelto mia sorella a capo di questa famiglia. Peppi, a Bonanima ci ha imparato rispetto alla famiglia. Io vero ci ha trattato come mie figli. A tavola stasera mi fa venire a mente il tavolo di Pasqua. Quando vado da stava a capo tavolo e ci ben ricevuto tutto quanto. E Donna Rosa che tiene sempre consigli a Cerà. Io me la ricordo una creatura, di scarpe che tocca la mamma, una vestaglia di quella, e in mano una coppia di cristallo. Una rosa ci metteva cazzo sai, ma questa creatura era uno champagne. E noi la passiamo tutto quanto, la chiamavamo la contessa. E mo che la creatura è diventata una femmina che parla. Quando eravamo maglioni, ognuno ne teneva un soprannome. Le luci Kawasaki, Vincenzo Sarta, o brillante o charmante Cardilla, o bocca serio Paciero, la sentenza. E fu proprio la sentenza che mi tette il soprannome, o Leone. Per tanti anni la gente era convinta che mi chiamavo Leone per bere la voce, o perché tenevo coraggio, invece la storia non era tutta nata. 40 anni fatto per fare il servizio a mio padre. Io ritorno ci fumava a mangiare, in una trattoria a Caserta. Ci pigliamo una pennetta all'arrabbiato e poi una fella di carnappero, solo che mi pesava 1,5 kg. E ci tutti certi che era esagerato. Cioè tu hai chiesi o Leone e ad anni poi ha scelto il soprannome mio Leone. Vedete questo anello? Rappresenta un leone. Me lo sono fatto realizzare a Miami che i soldi che ho pigliato della mia prima paga quando faticavo in da pizzeria. E con passare la creato l'impero. The Lion King. Certi sono stati fortunati, mentre voi siete stati fragili fortunati. Ma dopo 40 anni sono qua, per spartire con voi la mia ricchezza, la mia fortuna. In Messico ci stanno usanze. Si regala un anello d'argento agli amici. E tiene un significato, si dice plata o plomo, argento o piombo, fedeltà o morte. Ma in verità vi dico che pure Gesù fu tradito, come fu tradito mio padre.
mentre voi 40 anni fa avete giurato fedeltà a mio padre e dopo 40 anni state tutti quanti qua. Allora propongo un brindisi all'uomo che c'era i suoi fratelli, a mio padre. A Totoro Mastini. Ciruzzi mi ha parlato di voi, a te si toglie un affidabile, ma è che sempre ci stanno i soldi fanno ne avessi girato. Il giusto guadagno rende l'uomo fedele. E che si vuole avere? Lo specchio l'acqua in betto monti progetto. Lo comandate voi? Pure lì ci hanno cercato commesso. Penso che la Ciruzzi mi ha spiegato già tutte cose. Ma tengo visto che cosa la dice in prima persona. È giusto così. O parlare gliel'hai fatto per l'amici. A breve ci fa arrivare una grossa quantità di cocaina domestica. E mi serve una zona dove li mantenere a nascosto e un gruppo di uomini che l'hanno a proteggere. Se vi fidate di noi, se mi vogliono che fanno per voi. Per quanto riguarda i guadagni, è una cosa che a me non mi piace parlare di soldi. È una cosa che ne ho parlato con Sor Mamari, con Ciruzzi e con Felice. Sta bene. Ora era per lui, ci siamo subito venire. Mettiti in moto, vai giù. Certo che questa città non è più come una volta. La via cagnata. 40 anni fa, quando me ne sono chiuso in questa città, avevo in mano uomini come papà. Gente che parla. Noi che ti usciti le cannucce. E fin quando ci sta questa gente, no? Poi non è facile lasciare questa città. Anche perché noi ci arriviamo ancora un mercato. Con prodotti di qualità. E soprattutto i prezzi. Da così ci cassiamo il mercato. E se scatena una guerra? E ci passa poco cazzo, ma che si scatena una guerra. La fanno contro noi. Qual è il problema? Inizialmente mi faccio scendere dopo che i guaglioni domestici. I guaglioni sono tutti paramilitari, i guaglioni attestati a fare guerra. Ma guerra, ci gioco. E poi piano piano ci addestriamo i guaglioni napoletani, vi mettete vicino. Ma la cosa importante è oltre mia sorella Maria. A fianco c'è una sta sempre. La papessa è nato. Gli dai i suoi angeli custodi. Mentre voi gli dai lo filtro tra tutto quanto e mia sorella. E tutti i guaglioni hanno essere capezzoni. Solo così siamo una grossa organizzazione. Poi abbiamo fatto una 40 anni a rete. Quando a parlare così era per non mi vado. La roba è buona, è pure il prezzo. Però secondo me ci muove più grosso nella vita nostra. Perché in un giro di un mese, questi vecchi ci facciamo, ci fanno diventare carne di macella. Pure a me è venuto felice. Ci ha già offerto il caffè perché siamo gente che sa prima campare. Ma ci ha già spiegato che noi fruccieri non facciamo a fare che i cutoliani. Pure a me è venuto. Vai giù, e mo come mai ci? Fosse venuto chi strumento Messico, sta prangati i vecchi che stanno attorno, ci volesse mettere pure per in capo. Stanno fratello nostro, sta in contatto con gli africani. Il prezzo è buono, è pure a roba. Mettiamo i soldi insieme, diamo una bella partita di roba e ce la pigliamo noi in Napoli.
Allora, come vanno le cose? Io non mi aiuto a fuggire. Appena mi sono a Saint, sono quasi d'accordo con tu. Falì, ma roba nostra, a livello di qualità e prezzo, non ci avvicini più. Oggi non ho solo problema con Pietro Messicano, che ha fatto alleanza con Salvatore di Fuccelli e Pascalo Unimano. Quando riguarda i fucili, lo sappiamo già, a roba nostra, non si resta mai accattato. Non ho mai avuto un buon rapporto. Quando riguarda Pascalo Unimano, lo padre, ha fatto calciazione con me, l'ha fatto talmente che gli piacere, che mi può dire no, ma sta ruota, un messicano, tanta mettere la vinducessa, e sta da tiro riscarico, a davvero una bella lezione, come esempio, che da piccati umani, e a parlare con Peppe. Non ci mette niente a c'erano qualche po'. Lì, di cose che non ti competono più, lui, a me ragione alla cervella. Anzi, noi teniamo un problema con Salvatore Furcelli. E che problema tenete? Noi teniamo che lo studietto a Furcelli, che la registrazione lo facciamo musica trap. Però poi ci arrangia una cosa e i soldi vengono poco rever. E chi che fa ogni volta mi hanno a battere i compagni a me perché dice che la roba non mi piace adesso. Senti, Annarea, sì, questa è gente che non ci si può parlare, è gente di munnezza. Hai capito? Guaglione che non rispetta nessuno. E poi se pure ci sta a parlare, non gli resta niente, perché avesse usato in maniera forte, tu mi capisci a me. E ne vale proprio la pena, stiamo a sentire, sì. E che io mi facciamo tenere ammazzato? State a sentire, quando ne siete voi? La Recina. La signora Maria aveva bisogno di un gruppetto di guaglioni fidati. I compagni nostri sono tutti quanti fidati. E che avesse ne fa? Ci stanno certi consigli a fare, però ci vogliono guaglioni sciutati. È una cosa che si dà fare ogni tanto. Oh, tutti i giorni. E ci sta, si fa una barca in renara. Si guadagna assai? Oh, 400-500 euro al giorno. Ma faccio ragazzi. E quando più aumenta il giro, più aumenta il guadagno. Però noi abbiamo parlato prima che i compagni nostri. Andare, chi li là per 100 euro se venissero pure la mamma. Anzi, non vi preoccupate che i compagni nostri ci parliamo noi. Brava Rosa. E beh, chi ci ha proposto? Ci ha proposto di fare capo Maria Contesta. E a noi ci conviene sto fatto. Come? Io ci ho già domandato quando si guadagna. Hai detto 400-500 euro al giorno. Vai. Sa sorella fissa. Hai detto pure, abbiamo parlato prima che i compagni nostri. Ma hai detto subito accettiamo. Fatto buono, infatti. Noi per 500 euro prima sappiamo manco quello che abbiamo fatto. Capo più faticamo e più potremmo guadagnare. Ci sta. Wow, 500 euro. Sai quanti transi ci potremmo fare da 4? Come lo avevo promesso. Oggi fatti scendere pochi guaglioni promessi. Una di 10 scende una settimana che trasi. Questi qua saranno sia qua, in Davide, come protezione, e così stiamo sicuri che la Maria esce una tocca. E sono pronti per qualsiasi attacco e si piscitelli che a noi si ci volessero dichiarare guerra. Mentre Maria questi tre sono figli adottivi. Saranno i nipoti tuoi. E saranno i tuoi angeli custodi. E con questi belli guaglioni mi senti più protetta. Ma sanno parlare l'italiano? Anzi, a casa nostra parliamo pure napolitano. E Polione ci ha cresciuto a Raul, Racciulello e Purpè. Azzi, l'hai cresciuto come napolitano? E per forza. Anzi, ma noi pure che stiamo in casa in Romessi. Quando girami a porta a casa nostra è come se si mangiavano. Carlos, mi vogliono fare la preta in posizione Ravelli. Ah, cabrones. Come bere, Peppe? Sono quanto è vero, se cagano sotto. Ma seria. Guaglio, hanno buttato cash. Eh sì, senza offese, si mi gente seria, teniamo una parola. O baro, non c'è puzzo. Pasca e tu? Eh sì, ci pensi che capazziamo. Adesso non c'è buzzo. Senza offese, guaglio. O qui la controllo. Sì, che si vede che sono guaglioni seri. Ma non mettevi in dubbio. Alleanza l'ha fatta, guaglio. Questa alleanza che stiamo facendo
A rimane mattina ci vediamo noi. Poi mi rapiglia il borso. Buona serata. Oggi, una botte mazza mai vista ha già avuto. Ha già riuscito a trovare i guaglioni che ci servono per la distribuzione. Ah, no, ma su guaglioni fidati. Fidatissimi. A capo c'è sta mia nipote, Annarella Cinese, che tale e quale a me quando ero guaglione. E una figlia ci facciamo mai vista. Ah, si è come buia. Stiamo a cavallo. Che ne pensi, Felipe? Sono d'accordo con te. E quando potessimo incontrarsi guaglioni? Quando volete voi. Zio, io lo so che mamma ha dovuto accettare, soprattutto per rispetto del nonno. Io sono fiero, mamma è una donna forte. E invece Isabel se ne vuole ripartire, non mi piace questa istituzione. Io però ho detto che voglio restare, anche perché sono il vostro erede, no? Ho nipote Peppo Leone. E quando ti fai sentire mamma ti dice queste cose, la sua mamma ti fa il bolso e ti fa partire mamma. Ma tu non glielo dire. E non si dice, ti preoccupare. La cosa non è nata, John. Che sia voi che mamma vogliamo che voi studiate, laureate e lasciate questa città. Che vi state raccontando di bello, zia e nipote? Quindi Maria ci stiamo raccontando quando ero piccino, papà ti imparava a sparare a pistole dove c'ha lì. Ma che ci stai raccontando a chi? E infatti zio mi ha detto che mi insegnerà anche a me. Voi lo avete discorsi a me, non vuoi di nervosi a prima mattina. Chi sa da studiare, sa da laureare e a da cagnare ambiente, la prima cosa. Maria, stai pazziando. Ah, speriamo. Che belle piante che ci stanno qua dentro, mamma mia. Sì, da quando è tornata a casa ha riportato vita. Vostra madre ci ha sempre parlato tanto di questa casa e di voi. Tanto è vero che noi non vi conoscevamo, però abbiamo seguito passo per passo ogni momento della vostra crescita. È vero. So quanto è stata dura per lei stare lontano da me e Johnny. Ci scriveva una lettera ogni settimana. Noi delle volte facevamo fatica anche a risponderla con tutte le cose che avevamo da fare. Certo, è stata dura stare lontano, però anche Maria ha sentito profondamente questa mancanza vostra e di Don Peppe. Sì, loro sono molto legati. Pensa che Johnny è legatissimo allo zio, per lui è un idolo. Si sentivano ore e ore al telefono, mentre io al massimo 5 minuti. Mo capisco a chi somiglia tuo fratello, è tale e quale a tua mamma. Che mi ricordo che quando si scriveva con Don Peppe, mamma mia, niente di meno che sembravano due creature. Sì, hanno delle caratteristiche molto simili, entrambi hanno... Pasciò, la mano da pasciare da parte. Sì, oggi mamma nata ha masciato papà a posto. Pasciò, oggi sono qua. E perché c'è una certa stima e una fratellanza per tuo padre. Siamo stati carcerati insieme. E tu per me fai parte della mia famiglia. Ma mi è venuta un'ambasciata all'orecchio che volessimo fare guerra contro noi. E mi resti guagliù. Andavo a guerra tutte le guerre. A guerra vera. Questa si mannicchia l'una di con. E siate pensati di fare qualcosa contro noi. Guardate che sono siete. Oggi mai oggi un vestito sordo. Stai sottovalutando. A livello di soldi, ma ce ne stanno assai. Non ti vogliamo questo problema. E se tu fai il nostro gioco, e ti porti veloce, ti mantenga la promessa che ci fatta a parte. Ti faccio andare a rossa. Lascia, la rossa assai. Oggi mi accorgo che la parola vostra. Johnny, se mamma torna a sapere una cosa che questa, lo sai ci mai messo tutti e due a roba? Sì, io lo so, non ti preoccupare, lo so che se lo viene a sapere succede la rivoluzione. Non sei pronto? Prontissimo. Allora, vado. La pistola, si da pigliare, la mira qua e qua. Metti la mano sotto, così. Mira mela, sei pronto a vedere come fa così? Sì. L'altro. Hai visto? È facile. Dai. Avanti. Vai sotto la mano. Così. Così. Piglia la mira qua e qua. Così, poi con gli vai su via. Scende un po' la mano. Dai un po' così. Ok. A posto, metti la mano fermo. Spara. Johnny,
Dai, mo. Spara un'altra volta. Se tu fai camminare che sto cogliendo, si sta fermata la mano. Vai. Che questo come facile. Giudici la mano. Oggi, questi sono i guaglioni che avevo parlato. Questa è Annarella mia nipote e questa è Rosa. Io dico di creaturello. E poi, chi sulla ora, l'hanno fatto sempre l'uomo. Primavera facita, all'epoca vostra forse, e io mi sono cagnato. Noi femmine teniamo più palle dell'uomo. Voi metteteci alla prova, lo facciamo vedere noi che creaturello siamo. Anzi, che storia ci facciamo? Dico per verità. Sai che fric, mettiamo alla prova sti piccerelli. E quando lui si va a cominciare? Dipende da voi. Noi potremmo cominciare pure mo'. ¿Qué pedo, pequeño? ¿No te vas a ir con tu papá para Nápoles? No, no, dijo que nos quedáramos aquí yo y mi hermano, ¿me entiendes? A cargo de todo, loco. ¿Y eso por qué no te fuiste? Que nosotros somos más fuertes, loco, ¿sabes qué pedo? Me llega, cabrón, así tiene que ser. Pasa, cabrón. ¿Qué pasó? ¿No sabes qué es lo que ha dicho el papá? Sí sé qué dijo, que querían 100 kilos para Nápoles. 1000 kilos, pendejo. 1000 kilos. ¡Jue puta! Muévense, cabrón, hijos de puta, rápido a trabajar, ve rápido. Pedazo de mierda. Da questa operazione secondo me hanno piatta a mezzo perché è poco seria. Ce l'ha maluana un suo cazzo. Non è buono, parla troppo assai, non va proprio buono. Al massimo si va unire, si può accoccare in studio, ma andare a fatica, la scartare proprio. E infatti, meglio così. Tu che ne pensi, c'è? Per me va buono. Spalagniamo giù, mettiamo a vedere. Pure hai ragione, non fingo che so, Non sacci. Buongiorno a tutti, sono l'ispettore De Santis dell'Interpol, lui è l'agente napolitano. Siamo qua per parlarvi dell'operazione The Lion King. Prima però dobbiamo fare un piccolo preambolo. Torniamo alla guerra di camorra degli anni '80, quando c'erano da un lato la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e dall'altra parte tutti i clan rivali, capeggiati dai Giuliano di Forcella. Fu una guerra assolutamente tremenda, tantissimi morti, molti furono uccisi per vendetta trasversale oppure addirittura per errore. C'era una batteria di fuoco tra le tante dei cutoliani assolutamente spietata, era capeggiata da Totore Mastino, al secolo Salvatore Cacace, che poi a un certo punto fu ucciso, anche lui. Subito dopo furono arrestati tutti i suoi ragazzi. Si salvò soltanto il figlio di Cacace, Giuseppe, per tutti era Peppe o Leone.
Era incensurato all'epoca e così riuscì ad andare all'estero. Si stabilì a Miami, si credeva che volesse mettere la testa a posto, cominciò a lavorare anche in una pizzeria di suoi parenti napoletani. Ma all'esterno di quella pizzeria conobbe Fernando Ramirez, che aveva una piccola piazza di spaccio. Era un messicano e grazie al contatto con la sua nazione, appunto con il Messico, dove nel frattempo stava cominciando a nascere il fenomeno dei cartelli del narcotraffico, cominciarono a stabilire dei rapporti appunto con i grandi narcotrafficanti messicani e si trasferirono proprio in Messico lavorando per i narcos. Diventarono incredibilmente grandi, la loro holding crebbe a dismisura, dei guadagni incredibili e tantissimi purtroppo morti. A un certo punto, in una guerra tra cartelli, fu ucciso Ramirez e a quel punto Peppe Olione divenne il leader incontrastato della loro organizzazione. Ha fondato una holding che si chiama proprio The Lion King, da cui prende il nome la nostra operazione. Una holding assolutamente pulita, con un sistema di scatole cinesi, è semplicemente un imprenditore che possiede alberghi, casinò, strutture di gran lusso, insomma veramente tantissime strutture completamente pulite. Dovete però sapere che Cacace da qualche settimana è tornato a Napoli. Eccolo qua. E mica stronzo tuo fratello, poi gestire soldi rozzi, capito? Buongiorno. Buongiorno. Mamma, buongiorno. Buongiorno. Come siete belli. Che bel quadretto di famiglia. Mi fa tornare indietro nel tempo, quando a questo tavolo ci assettavamo con mamma e papà e facevamo colazione. Per già dice la verità, perché si teneva a barba, si tale quale issa. È tornato a Napoli in concomitanza con la scarcerazione di Maria Cacace, che è sua sorella. Tutti la conoscono come Maria Contessa. Dopo 15 anni in carcere, all'epoca fu arrestata in una brillante operazione dall'ispettore Ferretti, che è qui con noi quest'oggi. Lei in carcere praticamente deteneva il potere e lo faceva insieme alle sue due compagne di cella, Chiara Papino, Anna Staiano, le conoscono come Aianara e Apapessa, che appena uscita di carcere sono andate a vivere insieme a lei. Questa cosa dovrebbe farci riflettere. Nello stesso momento però sono stati scarcerati anche Ciro Stagliano, Luigi Esposito e Felice Bifolco. Parliamo di 3 ex componenti della batteria di fuoco proprio di Giuseppe Cacace, se vogliamo un po' i suoi amici d'infanzia. Ciro Stagliano è un personaggio che va tenuto assolutamente d'occhio, un po' il lato B, se vogliamo, del disco Giuseppe Cacace. Lo chiamano Ciruzzo a sentenza perché è uno che quando parla è assolutamente una sentenza. Luigi Esposito è conosciuto come Gigiotto Boxer, perché non ha bisogno delle armi per portare a termine i suoi omicidi. Allora, ma vi spiego come funziona. Facciamo 2 batterie. I compagni vostri vanno a fare consigli e voi passate la roba a ritirare i soldi. Ovviamente voi i clienti non conoscete. No. Vi presenti la prima volta e poi passate voi con il motorino e andate a ritirare. Ma buono. Ma pensavo che era ma fare così difficile. Niente di difficile, però andate nel luce aperto, perché chi se non lavora è responsabilità. Portate parecchi soldi in cuore. Non vi da preoccupare, ci obbrimmo noi. Felice Bifolco è felice opaciere per tutti nell'organizzazione, è uno che non perde tempo a dare pace alle sue vittime. Nello stesso periodo però sono stati scarcerati una marea di ex puttoliani. Ci sarebbe bisogno di 3 mura per poter mettere le fotografie di tutti quanti. Noi abbiamo sistemato qui 3 ex capi batteria che facevano comunque riferimento a Cacace. Mario Caruso, Vincenzo Romano, Ciro Soprano. Ma in questa organizzazione, attenzione, c'è anche Alfredo Mariani. È un colletto bianco, un avvocato, ma in realtà sotto sotto è più camorrista di tutti quanti. In Messico sono rimasti Pedro Mendoza e Guillermo Ramirez. Sono il più grande e il più piccolo di figli adottivi di Peppe Olione. Sono rimasti lì per gestire i suoi affari. In realtà Ramirez è anche il figlio orfano dell'ex socio di Peppe Olione. Con lui però qui a Napoli sono arrivati Carlos Yepes, Marvin Fuentes, André Lopez. Sono 3 personaggi estremamente pericolosi perché tutti e 3 sono nati e cresciuti nella giungla messicana durante la guerra dei cartelli. Non esitano a portare a termine un omicidio, sono assolutamente spietati, insomma, hanno veramente la guerra dentro la testa. Tutta questa gente insieme, io non so che cosa sta organizzando, ma qualche cosa sta mettendo insieme. E sono capeggiati da quest'uomo, Giuseppe Cacace, che da 20 anni io cerco di mettere dentro. E non ci riesco perché lui, per la legge, è soltanto un imprenditore di successo.
Messica, secondo me abbiamo fatto un passo più lungo la coscia. E ti spiego perché. La roba che abbiamo accattato è buona come qualità, come prezzo, ma non si può paragonare con le peppolioni. La roba sua arriva come anive rocca rasa, pure al 100%. E infatti sto avendo problemi pure che conoscenze meglio. Preferisci ne cattare a mani cutuliano. Pure io sto avendo lo stesso problema. Guarda, ma non vi preoccupate. A roba ci continuiamo bene la luce. Il piazza è tenuto. Perché vi state creando questi problemi? Un bando armato. Ma posso dire una cosa? Vi state preoccupando per Polione. Che te una roba buona non sappiamo. Ma non vi scordate a quando l'abbiamo pigliata e quando stiamo guadagnando. Se ci abbiamo pigliato a Napoli, abbiamo fatto una guerra. Per fare una guerra ci servono i soldi. Il piazza è tenuto, cominciamo a vendere. E poi se ne parla. E non vi scordate. Abbiamo cominciato una guerra. Ma vi garantisco che è una delle menti criminali più spietate e pericolose che ci sono in circolazione. Noi dobbiamo trovare il modo di riuscire a metterlo dentro. Che la voto messicana ci fa concorrenza. Che paese si crede imprenditore. All'anima raluta. Noi poi eravamo stronzi, che ci alleiamo con Don Beppe. Ispettore, lei sa bene di che cosa stavo parlando prima, no? Dobbiamo stargli con il fiato sul collo. Ci sarebbe bisogno che qualcuno andasse a fare una visita alla signora Cacace per capire che cosa stanno architettando. Non si preoccupi, ci penso io, la contessa. Ho deciso. Non voglio partire. Voglio restare qua con te. Johnny, a mamma, io vi terrei sempre qui con me, ma penso che sia più giusto che continuate gli studi. Gliel'ho detto anch'io. Io voglio restare qua e poi gli studi li posso anche seguire a distanza. Non me ne voglio andare via dalla mia città. Io purtroppo devo partire, ho degli esami da dare. Ma una volta terminato tutto, sono pronta a stabilirmi qua a Napoli con te. Ragazzi, ormai siete grandi, voglio essere chiara, non voglio nascondervi nulla. Gli amici mi hanno chiesto di prendere il posto di vostro nonno e io ho accettato. Mamma, non continuare. Abbiamo sentito i discorsi tra te e zio. Abbiamo capito tutto. Sappiamo che non puoi rifiutare. Signora, c'è l'ispettore Ferretti per voi. Sta una tavola toccata, ma che boh. Vabbè ragazzi, questo discorso lo continuiamo dopo. Arrivo subito. Buonasera, ispettore. Buonasera, signora Cacace. A che devo l'onore? Sono venuto giusto per farvi qualche domanda. Volete accomodare? No, grazie, non c'è bisogno. Vi rubo giusto 2 minuti. Volevo sapere come mai vostro fratello era tornato a Napoli. Penso che era arrivato pure un momento, visto che tiene una sora. Non credete? Il problema non è il suo ritorno a Napoli, ma le frequentazioni che sta avendo, o meglio, che state avendo. Le frequentazioni che stiamo avendo sono tutte amici, gente sfortunata come a me. Abbiamo scontato abbondantemente i nostri errori. Mo siamo gente libera. Mio fratello è tornato a Napoli per godersi la famiglia. State parlando a Is come se fosse un delinquente. Invece è un imprenditore, un uomo di successo. Sappiamo bene chi è Peppe Cacace, l'imprenditore di successo fra Miami, Messico, New York, Los Angeles. Ma io e lei sappiamo bene che c'è altro dietro. 40 anni lavora mio fratello. Ma se volete fare poliziotti, indagate con tutti questi camorristi che stanno a Napoli. Lasciate stare a fratemi, che è una persona per bene. Signora Maria, io sono venuto qua perché mi sono preoccupata per voi. Mi dispiacesse se vi avrei nata voto carcerato. Poi facete quello che volete voi. Buona serata, signora Cacace. Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Buonasera. Armammo pronta roba vostra. E se fossero stati tempo, avesse tenuto il prezzo e la qualità. Però voglio essere sincero, non stiamo pigliando a due Maria Contessa. È tutta una storia. E ci guadagniamo 3 volte da una coppa. Voglio bene con mio frate, però gli affari sono affari. E come volevo dire, una bugia? Non ci sta nessun problema. L'amicizia è una cosa e gli affari sono un'altra cosa. Quando volete, per noi la porta è sempre aperta. Grazie, voglio. Ma che volevo parlare? La gente si è poco preoccupata al telefono. Mi è venuto a trovare quella buona femmina dell'ispettore Ferretti. Dopo tutto quello che mi ha fatto, ha tenuto coraggio di venire fino a casa mia. E che ti stai a preoccupare? Si è potuto fare un giro, niente di che, sta tranquillo. E potuto prendere poco tempo. Alfred, ma come c'è un attrasino un sacco di soldi? E io già mettere tutte cose a posto. Ti hanno sta delle attività dove potremmo polluzzare tutti i soldi. E tiene già un'idea? Maria, una cosa chic, vicino al mare, come ti piace a te. Un ristorantino. E con un ristorantino riuscimmo a pulizzare tutti i soldi? Con te? Ma ci deve raccontare? Un pranzo gourmet fatto da un chef stellato a base di pesce vicino al mare, in quella location elegante e chic. Tu puoi accedere quando vuoi tu. E poi è una catena. Seguiranno alberghi, altri ristoranti, palestre. E mi pare una buona idea. Alfred, io già resta pulita. O fringo è piatto fa 4 margherite. Abbi, a lui. O primo a Michele Rugarash. A buono. Seconda roba. A scala rindo curto. Famo 4 margherite abbondanti e mozzarella. Questo è fatto. Udezzi. Marchetello meccanico. Ma sono pronti margherite? Buonè! Anfali, stai con bella camera. Voglio un bazziato. Ma non va così, ce l'erimo lunari, o sei la gamba zi, quando tu ti spogli e dici non mi guardare. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, Michele. Buongiorno, ma Dio sì, a me che mi portate, va? Che se va bene. Ma va buono, non vincerla, non felice. La prossima volta una bella fritta, proprio il pomaro. Va buono, Michele. Arrivederci. Fatta un po' Dio sì. Adesso che buttate la pace. Buongiorno, Michele. Buongiorno, Anna lei. Su 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 3 su 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Va buono, Michele. Alla Andate, prossima. lanci un bacio a Don Cito. Va buono. Alla prossima, ciao. Non ci guarda nessuno, fammi capire che può fare, cose senza pietà, dire senza parlare, ma perché fa così? O senza vita mia, ma non va così, ci avremo lunari, o sei cavagambazzi, o sei cavagambazzi. Non ci guarda nessuno, fammi capire che può fare, senza pietà, dire senza parlare, ma perché fa così? O senza vita. Buonasera. Buonasera. Sono 40.000. Ti fidi? Non bascamo, non riuscite niente. Non fido anche mamma. Va buono, a posto. Arrivederci, alla prossima. Ah sì? Madonna, papi, non ce la faccio più, mi stanno venendo i ranghi in mano. Ho poche pazienze, là, che la tu poco hanno venuto. Qua,
Tutto. Buonasera. Bello Razzi, vieni. Che hai portato allora? Guarda Cazzi, sono di qua. Maronna, ancora. Adesso è prima, ne posso fare come gioco. Ma no, è conto papà, conto, va smantato qua. Va bene, Iana. Va. Continua. Voglio io saccio. Solo che avevi imitato un po' i soldi in ducessa. E noi recuperammo con cazzo. E abbiamo fatto pure una bella figura in merda. Pascal, non è nessuna figura in merda. Si sa che queste cose vanno buone e poi pure malamente. La prossima diciamo sta solo un po' più accorto. Messica, loro ne capite. Io mi chiamo fuori. Non voglio perdere uomini e sordi in una guerra che non ci porta niente. Te ne ragionato tu, Messica. Sta guerra non la potremo mai vincere. Ci siamo fermati un attimo e avessimo ragione. Secondo me la media cosa è parlare con Peppo Leone. Vediamo roba nice e se l'è tutto sto bordello a mezzo. E se mi capi che tempo sono cagnato. E non stiamo avendo a che fare con gente come noi. Voglio, sentite a me. Rimaniamo compagni e ognuno si fa strada sua. Io con mamma e Fruccilla non potessi mai far fare con ex italiano. Papà si reputasse in tutto auto. Non ci stanno problemi, Totò. Ognuno va strada sua. L'importante è che manteniamo gli accordi e ci rispettiamo sempre. Per me sta bene così. Pure per me. Mamma, devo mettere me ci fa quello che hai fatto. Quando va lì, non mi era mai detto un'insalata. Se ti cosa mi dice, lo dici quando siamo qua tutti. Hai sbagliato a tradurre, Messica. Però tu sai, te ne ragionato tu. Questa è una guerra che non potremo mai vincere. Mamma, ma ti pensassi che fosse stronzo? Io la ci capite che avevano ragione. Rimaniamo a parlare con Ciruzzo la sentenza e pigliamo un appuntamento con Peppo Leone. E mai a Mucina si è fatta tardi. Metti in moto, guida. Buonasera. Bravo, voglio. State facendo un buon lavoro. La signora mi ha rimbocciato l'occhio. Sta facendo un sacco di complimenti a Iana, la sera cinese. Ma c'è la verità. Io quando vedo a voi mi sento emozionato. Ma in mente a me quando ero come voi. Non voglio una ambizione. 40 anni fa hai fatto un giuramento. Il padre della signora Maria, Totoro Massimo. E dopo 40 anni sto ancora qua. Perché in questo mestiere, oltre all'ambizione, è importante la fedeltà. E questo è quello che hai chiesto a voi. Non preoccupate, non fa lì. Voi siete come un padre per noi. Non fa lì, mamma quando ci imparate a sparare. Ogni cosa a suo tempo. Ma penso che tutto a presto posso parlare veramente. Oggi il piranha è un fratrum. Si sta a casa significa che ci ho udito parlare, non sai. A me non capisci se si cava o si corre. Non so se che dove è ancora cura. Si occupa con sapore. Ma tutti le qualità per fuoco. Ma devi stare stai. Tu sei ancora in baracca. Oggi vi ringrazio e vi apprezzo perché l'ho pensato alla persona mia. Ma la roba che faccio? Mi leva sotto un capo e mi metto sotto un capo. Ma cadranno soldi, potere e tranquillità, quello che oggi non tiene. Con tutto il rispetto per la persona vostra, ma questa è una risposta che a me non mi può dire. Fai scelta tu e poi mi fai sapere. Buonasera, non c'è. Lo vediamoci.
Figli buchi, se ci state faticando con Maria Contessa. Ma quale faticare? Al massimo stiamo facendo queste servizieri. Ah, abbi, frate, a sapere che mi state a buscare nei sotto. È caso vero, baro, andiamo a lire. Comunque si serve qualcuno che sa sparare. Per 500 euro a settimana vengi. E tu per 500 euro a settimana sei disposti a appena l'8 Abbi. Pure per 4,50. Non ti preoccupare. Ti terrò presente. Ci ammetto che tu sei Johnny. Sì, e tu chi sei? Jenny, Come mai sei qua? ho accompagnato le ragazze a parlare con la Iana, cioè la zia di Anna. Immagino ne conosci bene le ragazze. Sì, da quando eravamo piccoli. Sai, quando uno cresce nello stesso quartiere, prima o poi si prende una sorta di famiglia. Una specie di frate e sorella. Non sono abituato a questo tipo di amicizie. No, noi stiamo sempre insieme, stiamo sempre a bacio studio. A Furcelli abbiamo uno studio musicale. Te ti piace la musica? E che genere è? Trap. Ti piace? Mai sentito? Mai sentito, no. Non ti faccio sentire. Questo è uno degli ultimi pezzi che stiamo facendo. Ma non è male. Forte, fra, però te le veni a sentire in due studi. Domani tiene che fa? No. Vieni domani pomeriggio. Stiamo lavorando pure a dei pezzi nuovi, cosa mai ci dici cosa ne pensi? Che dici? Vabbè, dai, vengo. A Mandami posto. la posizione. Post, bro. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Upira, che è? Che ne pensi, Arma? Che ne pensi? I capiali sono stati. La casa di Maria Contessa. Tu sai che potevi vedere che la gente? Ma tu hai capito che a quell'orario potremmo arrivare? Ma lui è scudato come messicano c'è frate. Che siamo cresciuti insieme a Vicino. Ma come dice sempre un messicano? Che non può interessa a morire di pazzo. Bravo, Arma. Johnny, listen. We need to speak. I don't like the situation. I don't like the people you're hanging out with. Remember who we are. Isabel, you don't understand. These are real friends to me. Not like the other fake people we know. You just don't get it. I'm just trying to warn you. Ascoltami, Isabel. Io lo so che non ti sei mai sentita parte di questa famiglia. E che eravamo solo io e te. Ma tu non ti puoi intromettere. Io non posso dimenticare le mie origini. Io non mi sto intromettendo. Sto solo cercando di aiutarti. Ma io non voglio il tuo aiuto. Io ti ringrazio. Ma tu, non ti scordare che tu sei la figlia di Maria Contessa e la nipote Peppolione. Adesso devo andare. Devi uscire con quei ragazzi, vero? Ne parliamo dopo, dai. difficile. Si tirano sono acciarera troppo riso. Accerate siamo bene, ma narate siamo male. Che ne noto aspettando siamo non suonare. Che stai facendo? Non mi dici niente. Tra te che stai dicendo? Non mi dici niente. Uscendo dai cammelli. Non mi scordo niente. Ah no, se faccio penso. Non è che lo da sparare. Questo pezzo nuovo, frate, Che dici oggi, ti piace? È bella sta trap, mi piace. Con questo con le battaglie spacchiamo tutte cose. Guaggiù è fatto, che sta prima mi sale. Oh. Vai, va. Pa faccia lo stronzo d'autore, ringelo che ci viene a battere mo. No, vero, vero. E vedi che questi soldi c'è? Ti faccio un regalo a te, ti accatto un bello BMW, a così ti levi che lucessi macchine che ti Chi la stiene sa portare avanti, figurati un BMW. Oh, scendo anche che le sai portare. Oh, scendo, capite che un fringuello si mette più forte, non pa' due ruote, ma che stai facendo? Ma state zitto. Ma rincelo una porta. Oh, Guaggiù, ti fanno poco cesso, sto facendo spartenza. Ragazzi, invece di dividerli e spenderli tutti, se ascoltate a me, guadagnate il triplo. E beh, Johnny, parla. Invece di creare delle spese individuali, senza nessun margine di profitto,
Fate un fondo comune di investimento. Comprate la materia prima, che è un bene a domanda rigida, e poi la vendete a prezzo più alto sul mercato. Johnny, parla potabile. Spiegaci meglio, John. Semplice. Comprate la cocaina, la vendete pura e vi fate un vostro mercato ad alto livello. Bella idea, Johnny. E ora troviamo sta gente tutti a alto livello. Pace. Imprenditori, commercialisti, medici. Wow, che figli e bucchini, mi piace. Abbi, fa una Una bella idea. Bello, John, bello. Senza soldi sacco perché se non viene niente nessuno ti guarda faccia. A notte pensa gente che mi sfrutta e dico non ce la faccio e mo sono che canne quando faccio. Sta vita mi sarà non vuole su un amore in bilico. Nella retta che la mi fanno solo ridere. Ci ho fatto tutto cose per mi dire ma manco ricapica tutto che sia assai difficile. Stai facendo, non mi legge niente. Tra te stai dicendo non mi luci niente, oh scendo da cammino, non mi scordo niente, ah no, tu ci penso, non è isso che la sparato. Anzi, ma quando detto che la signora Maria è rimasta contenta e noi, mi dicono poco tu che ne pensi? Assai contenta è rimasta. Eppure io sono rimasta assai contenta. Bravo, hai fatto fare veramente una bella figura. Sono felice sta cosa. E ti già dice la verità, pure i guaglioni tuoi sono stati proprio bravi, io non me l'aspettavo. Io te l'ero detto che erano scetate. Però ti voglio dire una cosa, non te ne sai di capo, perché tu hai cominciato a dove mi sono fermato. Io ti sto lasciando un'eredità, capisci ma buono. E io ti ringrazio, anzi ti voglio bene assai. Qualsiasi problema che tengo, io sempre a tu te vengo. Brava, sì. Buongiorno Antonio. Vedi. Ci stiamo insieme, ma fai sempre più bene perché non capisci, ci stiamo insieme. Prima non mi voglio stamattina. Una pigliata prima mi sono tenuto a festeggiare. Hanno organizzato il gioco e stanno pigliata la vacca. Cazzo, per quando ero guaglione, devo dire che la natica, quando hanno messo ci sono mai per te ci trovavo. Io figlio organizzato io la festa che ho panato. Mamma mia, che denaro hanno mangiato. Belli tempi, eh? Mi muccio che per esempio fin quello. Vuoi che la culata quando ero guaglione, stessi cose, stessi sembianze, stesse situazioni. Si guaglione ci assomigliano assai. Infatti io so che vedo dalle qualità a Gemini. Fa proprio le stesse cose tu. Ma perché andare nelle rose? Non guardava a vestire a canale. Cioè quello è proprio un ciclo che continua. Perché è proprio come fosse una pellicola che torna a rete. Oh Franti, me ne sta male ora che ti stiamo aspettando, ma tu muovere ma cominciare sta festa. Ehi, frate, stiamo qua, stai per bloccare. Già, mi avete muovere che abbiamo un ultimo partito. Ci stiamo insieme, ma fai sempre più bene perché non capisci, ci stiamo insieme, quando stiamo insieme, rindarsi i bracci, io mi sento sicuro, si senza paura, rindarsi i bracci, rindarsi i bracci. Tutto questo non mi pare vero, mi pare che sto suonando. Tu su chi che ci crede e chi che si fa cercando. Sto aspettando a te a basso palazzo quando scina. Piro mo ti chiama, almeno ci sentiamo. Oltre al mondo che ci sta guardando, noi che ci stiamo abbracciando. Un mondo che ci sta cagnando, scuola che sta abbandonando. E mentre stiamo camminando, ci guardiamo in luce e di cima. Che solo noi ci stiamo insieme. Pure un poco mi pare che sai tutte cose, ci stiamo insieme. Quando stiamo insieme, rindarsi i bracci. Io mi sento più forte, però non ce la faccio, si può me ne cacci. A rindarsi i bracci. Si stiamo insieme, tutto cosa paro vero, ma era niente. Passo di me che la camera è sempre più bella. Tagli riteniamo ancora oppure non fa niente. La Luca che ci sta gente che ci sente. Tutti io ne grido ma te voglio vivere. Ma te decidere perché sono libero. Fidati, è una vita che aspettava su un momento e la già vivere. E si sta con me perché si stiamo insieme. Ma fai sempre più bene perché non capisci, si stiamo insieme. Quando stiamo insieme, rindarsi i bracci.
Oro, hai capito che i figli e i bocchini nella Bibbia compagni stanno faticando con Maria Contessa e noi stiamo ancora a pigliare 300 euro a settimana? Per ragione è così, dove lunari, con l'ansia che mi fa morire, sei l'unica la vita mia. Ma non va così, ci vedremo lunari, o sei che la gamba zi, quando tu ti spogli e dici non mi guarda, e m'ho fatto passare. Che stiamo non è sesso. Mentre stiamo salutando che sta gente che ci guarda lontano. Noi camminiamo in coppa a luna, non ci guarda nessuna. Fammi capire che può fare, cose senza pietà, dire senza parlare, ma perché fa così? O senza vita mia, ma non va così, ci vedremo lunari, o sei cavagambazzi, o sei cavagambazzi. Ma non va così, ci vedremo lunari, o sei cavagambazzi, quando tu ti spogli e dici non mi guarda, e m'ho fatto passare. Hi, babe. Are you okay? It was terrible, but I'm glad you're here now. Okay, I'll bring you somewhere. Yes, please. Ragazzi, andiamo? Sì, andiamo. Quasi, ragazzi. Ciao. Sì. Poi due, ci andiamo a bere una cosa tutti quanti insieme. No, voglio, io sto troppo stanca, si è fatto tardi. Al massimo ci andiamo a mettere un poco un coppo d'uomo. E vabbè, Johnny, tu stai con me? Sempre, frate. Sì, bello, frate, ma... Vabbè, buonanotte, va giù. Mi rimane. Quella sera Johnny e Ogiat subirono un agguato, mentre erano fuori agli chalet di Mergellina. Johnny rimase ferito, mentre Ogiat colpito a morte. Da quella sera iniziò la nostra storia. Continuammo a lavorare per Maria Contessa, guadagnando abbastanza soldi da permetterci di creare il nostro giro, grazie al consiglio che ci diede Johnny. I primi mesi fu dura. A Bibbio Fringuello furono arrestati mentre stavano facendo le consegne e stanno scontando una pena di 6 anni. Sono passati 2 anni. Noi 3 stiamo continuando a lavorare per la signora Maria, con un grosso giro di clienti. Il mio obiettivo? Diventare la futura Maria Contessa.
ma non va così. Ci vedremo lunedì, o sei la gamba zi. Quando tu ti spogli e dici non mi guarda, e m'ho fatto passare. Quando dici la verità, mi ti dico sempre stesso. Dice che se amore non è sesso. Mentre stiamo salutando che sta gente che ci guarda lontano. Noi camminiamo in coppa a luna, non ci guarda nessuna. Fammi capire che può fare, cose senza pietà, dire senza parlare, ma perché fa così? O sei sia vita mia, ma non va così. Ci vedremo lunedì, o sei cava gambazzi, o sei cava gambazzi. Ma non va così, ci vedremo lunedì, o sei cava gambazzi. Quando tu ti spogli e dici non mi guarda.